Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale, incertezza per Tosetta Spritz e per Zuidafrica J-Bay, al comando Zaccheo Del Ronco nei confronti della stessa Tosetta Spritz che si è ripresa subito dall'impasse, terza in corda è Zuidafrica J-Bay, punta in avanti da meno 20 Zinco Top. Zinco Top va subito all'attacco di Zaccheo Del Ronco che non sembra avere intenzione di opporsi, i primi 200 in 16,1, passa Zinco Top che dopo 250 metri è il battistrada della corsa, doveva renderne 20, ora corre al comando. Zinco Top battistrada in confronti di Zaccheo Del Ronco, Tosetta Spritz, Zuid Africa J-Bay, tuono lunare alla retroguardia, fila indiana 31,2 per i 400 metri di corsa e adesso vedremo quantomeno 1 chilometro di tutto trasferimento. Zinco Top al comando, va da treno nei confronti di Zaccheo Del Ronco che su un palette in 17 fa fatica a star lì sotto. Poi Tosetta Spritz, Zuid Africa J-Bay, tuono lunare, passaggio davanti alle tribune. Andatura davvero di tutto comodo per il battistrada che ha ottenuto la testa spesa 0 e ora continua a traghettare il gruppo verso una breve volata finale, 1,4,7 per il mezzo miglio iniziale, si viaggia sul piede dell'1,21, Zinco Top, Zaccheo Del Ronco, la mossa esterna è quella di Zuid Africa J-Bay che si è fatta 900 metri sotto e adesso ha deciso che è il momento di andare a muovere all'esterno. Il secondo quarto è stato in 33,5, la curva ancora in 16,5, 1,21,2 il primo chilometro, ora Zinco Top è ovviamente obbligato ad accelerare, seppur in maniera relativa, un paletto in 15,6, 1,36,8 per i 1200 metri di corsa, Zinco Top battistrada nei confronti di Zaccheo Del Ronco. Zuidafrica all'esterno, Tosetta Spritz va a fare la seconda pariglia, guadagna di dentro allora tuono lunare che figura terzo in corda, quinto dei 5 partecipanti. La curva ancora in 15,6, Zuidafrica J-Bay ora cerca di andare a lato di Zinco Top, lo costringe un pochettino ad accelerare, 14,6 davanti alle tribune, viene fuori un quarto in 32 che per questa categoria non è ancora andare forte. Zinco Top all'avanguardia nei confronti di Zaccheo Del Ronco, Zuidafrica sempre protesa all'esterno, Tosetta Spritz che attende in pariglia, tuono lunare chiuso alla corda ultimo. La curva in 14,8, Zinco Top sembra controllare Zuidafrica J-Bay che è sempre lì all'esterno, Zaccheo Del Ronco lungo la corda, poi Tosetta Spritz e tuono lunare, non cambia assolutamente nulla se non che Zuidafrica J-Bay sembra in difficoltà, si piega un pochettino in giù. La dritta di là passata in 14,2 da Zinco Top che prova a scappare da Zaccheo Del Ronco, Tosetta Spritz che va in terza per aggirare Zuidafrica che non ne ha più, tuono lunare che guadagna un'altra posizione di dentro, l'ultima curva passata in 14,6 da Zinco Top che prova a scappare da Zaccheo Del Ronco che ha l'opzione open stretch, Zinco Top in vantaggio, Zaccheo che prova ad arrivare ma Zinco Top controlla tutto e tutti, Zinco Top che vince al minimo dei giri nei confronti di Zaccheo Del Ronco, Tosetta Spritz, tuono lunare, Zuidafrica J-Bay. 29 il penultimo quarto, 28,2 gli ultimi 400 metri con 13,6 per addirittura l'arrivo, vince a scherzare Zinco Top, Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo, i colori del signor Raffaele Foglia Manzillo, il successo facile per il 5 anni da Varennes che nonostante i 20 metri di penalità è sfilato al comando dopo poco più di 200 metri, allora ha controllato senza alcun problema Zaccheo Del Ronco e Tosetta Spritz, 6,52 l'ordine d'arrivo della seconda da Bologna.